Le caratteristiche principali della spada della Sartiglia è il bilanciamento, soprattutto una buona fortuna del cavaliere, soprattutto al 90% quella, poi la spada va da sola. La spada nasce così, si acquista la piattina in acciaio inox, viene tagliata a misura, poi viene fatto un taglio qui sulla cima della piattina, dove poi viene inserito un tondino da 6 in ferro, che questo sarà l'anima, l'impugnatura della spada. Niente, il lavoro è fare la lama, perché la lama va smussata da una parte e dall'altra, lavorata. Questa è una spada che devo sistemare, lucidare, fatta sempre da me. Vedete come viene fatta la lama rispetto all'originale, alla piattina iniziale, così da una parte dall'altra. Lo faccio molto volentieri perché è una cosa che faccio da diversi anni. Poi io nasco come saldatore TIG, MIG e MAG, facevo il fabbro per un po' di anni, quindi sono forse una quindicina d'anni che le faccio e niente, è una soddisfazione mia personale. Avere sul garage, a un po' loro in genere la regalo, se la tengono loro. E niente, queste adesso le ho rilucidate e risistemate. Adesso Umberto se le porterà via.